Il rapporto con Tony Andretta è stato un rapporto di scambio di idee, soprattutto sul teatro. Ecco, a me affascinava molto di Tony questa sua forza, questa sua energia, quindi mi avevano colpito alcuni magari brani di monologhi che improvvisamente mi recitava di Tolstoi o di altri autori, eccetera. Quindi ecco, ero molto affascinato. No, io credo buono l'uso dei sacramenti quando non è fatto per abitudine, ma per un impulso vero del cuore. Io odio le intolleranze. Ebbi la possibilità di entrare in compagnie molto importanti, insomma, e lavorare una decina d'anni con nomi di un certo livello, anzi, di un livello, diciamo, notevole. Aroldo Thieri, lo Iodice, Elsa Merlini, eccetera. Però fu la stessa scuola di teatro che mi diede l'occasione di avvicinarmi al cinema, perché mi ricordo che Giovanni Calendoli mi fece una lettera di presentazione per Elio Petri, perché stava girando un film in una villa veneta con 2 star internazionali, cioè Franco Nero e Vanessa Redgrave, ed era la storia di un pittore un po' in crisi di ispirazione che cercava dentro a questa villa, isolandosi, di ritrovare questa sua possibilità di superare questa impotenza creativa. Però la cosa interessante è aver assistito a un linguaggio cinematografico assolutamente sperimentale, cioè tutte quelle regole grammaticali del neorealismo, della commedia all'italiana, eccetera, diciamo campo contro campo, la direttrice, non superare mai, non scavalcare il campo, eccetera. Ecco, Petri già in questa situazione neo-dada, diciamo neo-avanguardia, no? Ecco, si è sentito liberissimo di trasgredire a tutte le regole nell'ambito del linguaggio cinematografico. Questo mi servì per poter poi avere una mia consapevolezza nell'ambito anche della realizzazione dei miei documentari. Dopo 10 anni di compagnie teatrali, di tournée lunghissime e poi diciamo con piccoli ruoli non molto interessanti, io pensai di fare tesoro di quello che avevo visto nell'ambito dei cantieri cinematografici per fare una mia produzione, attivare diciamo una mia attività di documentarista. Questi sono gli ultimi appunti prima di realizzare alcune riprese aeree delle principali abbazie del Veneto. Sì, anche loro sono permittiti. Sono solo delle riforme successive, movimenti esplosi intorno a Mila. E allora feci delle proposte alla Regione Veneto, che aveva appena istituito la Mediateca regionale, e contemporaneamente alla RAI di Venezia, che era diretta allora da Antonio Bruni. Questi si consorziarono per realizzare alcune mie proposte. Ecco, queste proposte riguardavano un po' la storia, l'arte, la politica, sempre tra Medioevo e Rinascimento, ecco, e anche la religiosità, diciamo la religione, nel senso che iniziai proprio con questo, con gli ordini religiosi regolari, benedettini, poi gli ordini mendicanti, sempre però legati al territorio veneto. Poi dopo pensai di proporre le signorie venete, non venete, anche trivenete, anche del nord, insomma, no? Quindi iniziai con Ezzelino III da Romano, che è considerato il primo signore europeo. Poi sono passato ai Carraresi, i quali
mi diedero una grande possibilità dal punto di vista espressivo, perché ho avuto la fortuna di avere gli epigoni della casata del 300 dei Carraresi, cioè i Papa Fava, che erano gli eredi di questa casata, che mi hanno rilasciato delle loro interviste. Erano degli studiosi, anche qui sempre con consulenze importanti, poi gli Scaligeri. Ecco, e devo dire che poi questi lavori io li ho sempre realizzati inserendo dentro dei piccoli frammenti di fiction, in modo da allentare un po' la struttura didascalica della descrizione. Mio padre aveva ragione, le città stanno diventando sempre più potenti. È inutile sperare di cancellarle per far rivivere i nostri castelli come un tempo. Non c'è città, paese, villaggio del Veneto che Toni non abbia raccontato, non abbia esplorato, ma raccontato non solo da un punto di vista storico, ma da un punto di vista proprio culturale. La presenza della Mediateca regionale fu molto importante sul piano produttivo, perché lavorarono anche autori di grosso calibro come Lizzani, come Olmi, come De Gregorio, eccetera. Ecco, l'unica cosa, devo dire, è che purtroppo non c'è mai stata un'adeguata distribuzione delle opere che poi si producevano, proprio per un motivo un po' legato al cambiamento di allora, insomma, no? Perché venivano distribuite delle cassette VHS nelle scuole, nelle biblioteche, nei centri che la Mediateca aveva nelle varie città, eccetera, però non aveva un grande rilievo distributivo. Questo è sempre stato un lato un po' particolarmente delicato. Però io e anche altri superammo questa cosa proponendola alla RAI. E difatti, per dire, i Carraresi, gli Scaligeri, Venezia, Portogruaro, le città murate, eccetera, riuscimmo a venderle. Non sono sicuro, ma credo di aver conosciuto Toni Andretta, di averlo visto in un gruppo di studenti alla fine degli anni 60, quando Giovanni Calendoli, che insegnava teatro e cinema in quegli anni, aveva anche avuto l'idea di un'attività di creazione di un gruppo teatrale, e aveva messo su una scuola di teatro e realizzato anche uno spettacolo che si chiamava Il carro dei comici. Un altro capitolo importante della mia, diciamo, esperienza cinematografica sono stati i restauri importanti nel Veneto. Riguardanti il Teatro della Fenice, la Torre dell'Orologio a San Marco e poi la Sala dei Giganti dentro al Liviano. Ecco, questi sono stati 3 film che sono stati commissionati dall'università con lo sponsor di istituzioni pubbliche, parapubbliche, con
lo sponsor della stessa università e anche delle imprese di restauro. Ecco. Però ecco, l'ideazione di questi film è stata di Giampiero Brunetta e di Alberto Zotti. Il mio ruolo è stato all'inizio di fare il produttore di questa cosa, poi sono entrato anche nel gioco suggerendo delle cose. La cosa che più mi entusiasmava era di fare un documentario in cui il restauro fosse visibile materialmente, facendo vedere i gesti di questi artigiani, gesti straordinari e destinati a perdersi. Non era solo intervistarli per capire cosa volevano fare, ma anche vederli. Cioè la caratteristica importante del film è che si vede questa attività, questa grande cultura che si traduce in atti che riportano la Fenice a essere com'era e dov'era. Questa è stata forse una scelta proprio, credo, vincente. Questo film è stato molto apprezzato, quella proprio di lasciare alla musica una parte fondamentale. Fondamentale è stata la collaborazione anche con le nostre colleghe musicologhe, soprattutto con Leonella Grasso Caprioli, che con Tony ha passato giornate e giornate intere al montaggio, perché si voleva fare un montaggio in battuta e quindi che la musica segnasse proprio in maniera forte questa ripresa, questa voglia di ricominciare, di ricostruire. Io ho cercato sempre di non standardizzarmi, ecco, e quindi, ad esempio, utilizzavo delle cose che allora non si utilizzavano anche per motivi pratici, cioè il carrello e il movimento di macchina. Ecco, perché molti mettevano il cavalletto, facevano le inquadrature e così. Però, diciamo, io, vedendo anche un po' il cinema narrativo, avevo la consapevolezza che il carrello e il movimento di macchina era estremamente importante perché mette il tempo dentro. Invece col movimento di macchina io intanto do l'idea del tempo e poi do l'idea della tridimensionalità, perché a seconda della vicinanza degli oggetti del profilmico, no? A seconda della velocità di come passano, ho la possibilità di stimare anche la profondità.
Andretta non è alla ricerca di uno stile, Andretta è al servizio, si è messo molto umilmente ma con grande capacità anche professionale, si è messo al servizio di ciò che voleva raccontare. La sua specificità è stata fare una trilogia documentaria che documenta grandi imprese che si sono svolte nel Veneto in una maniera abbastanza straordinaria e unica. La realizzazione di questi 3 restauri poi mi diede l'occasione di ottenere un contratto di docenza all'università proprio sulla storia e la pratica del documentario, a tempo determinato ovviamente, che però mi fu molto utile perché il contatto diretto con i ragazzi mi stimolò a organizzare in maniera parallela anche un laboratorio di tecniche recitative. E questo mi fu molto utile perché intorno agli anni 2010-2011 io realizzai un film sugli anni di piombo a Padova, cioè tutto il periodo del trambusto dei movimenti studenteschi a Padova alla fine degli anni 70, con autonomia operaia, potere operaio, tutta la storia, diciamo, legata un po' a toni negri, eccetera, ed ebbi come consulente un mio amico di sempre, che era stato un mio docente di sociologia, che è Sabino Acquaviva, il quale proprio prima di morire mi ha lasciato questa sua impressione di quel periodo. Quello che proponevano era fisso, mentre la rivoluzione tecnico-scientifica cambia continuamente il mondo. E l'unica rivoluzione che funziona e costruisce il futuro, vero? E quindi sono riuscito a ricostruire un po' quegli anni, utilizzando proprio gli studenti di oggi, che hanno interpretato il ruolo degli studenti di allora. Ricordati, Acquaviva. Vi hanno detto che ero lì vicino alle Brigate Rosse. Ti sei mosso fra noi come un pesce nell'acqua, ma non tradire la nostra fiducia. Vogliamo solo essere una generazione diversa dalla vostra. E poi ho utilizzato anche alcuni pezzi di un documentario fatto sempre con Acquaviva su Padova. Allora era una specie di documentario, no? Adesso con il tempo assume un valore estetico per certi versi notevole, proprio per la patina che ha lasciato nelle immagini realizzate con la pellicola. Veramente io credo di aver avuto già dall'infanzia, di essere stato attratto dalle immagini riprodotte, non tanto dai paesaggi o dal mondo reale, no? Ma proprio dalle immagini riprodotte, inquadrate, soprattutto la fotografia, ma anche il cinema e anche i quadri, no? Che certi quadri dei nonni mi facevano un po' di paura, diciamo, no? Però il fatto della cornice, dell'inquadratura, mi dava una sensazione che adesso posso spiegare, avendo studiato un po' Roland Barthes, eccetera, come un rimedio della paura della morte. Nel senso che fissando il mondo bloccavo il divenire. E questo, poi un'altra cosa importante, nel senso che per me andare al cinema fino a 18 anni era come andare a messa. Cioè io mi identificavo e proiettavo tutte le porcherie mie sul cattivo e mi identificavo su John Wayne, sul Gary Cooper, su Robert Taylor, su Burt Lancaster. Ecco, per me mi dimenticavo di essere al cinema.
Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café, j'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba, 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 baba. Tu sais, j'ai beaucoup changé. Je m'étais fait des idées sur toi, sur moi, sur nous. Des idées folles, mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire. Je ne suis qu'un souvenir. Peut-être pas trop mauvais, mais jamais plus. Je ne te dirai salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi.